Buongiorno, bentrovati con il notiziario di prealpina.it che apriamo con le elezioni a Varese. Questa mattina è stata depositata all'ufficio elettorale in via Copelli la prima delle liste che parteciperanno al voto del 3 e 4 ottobre. Si tratta della lista Varese Ideale Bianchi Sindaco, una delle 5 che a sostegno della candidatura a sindaco di Matteo Bianchi della coalizione di centrodestra. L'hanno portata all'ufficio elettorale il consigliere regionale Giacomo Cosentino e Maurizio Montalbetti. Una squadra di alto livello, ha commentato Cosentino a proposito appunto della lista Varese Ideale Bianchi Sindaco. Nel frattempo è stata ufficializzata ieri anche la lista dei civici Noi Civici per Varese, che candida a sindaco l'unica donna in questa competizione, Caterina Cazzato. Ebbene, in questa lista spicca il nome come candidato al consiglio comunale dell'ex campione di ciclismo Claudio Chiappucci, soprannominato El Diablo. E questa mattina praticità, la lista del sindaco uscente e ricandidato del centro-sinistra Davide Galimberti, ha fatto il punto della situazione. Vediamo il servizio curato da Paolo Grosso, le immagini sono dell'agenzia Blitz. Siamo qui con Ivana Perusin, vice sindaco e capolista della lista Praticità a sostegno del sindaco Davide Galimberti. Oggi presentate gli ultimi candidati della lista e quindi la domanda è chi sono questi ultimi candidati e come affronterete queste ultime 4 settimane di campagna elettorale. Certo, allora oggi presentiamo gli ultimi 5, se ricordate ne abbiamo già presentati 27 nelle precedenti settimane, quindi con questi 5 arriviamo a 32. Avremo 17 donne e 15 uomini e credo che abbiamo anche il record della persona più giovane, che abbiamo un ragazzo di 18 anni appena compiuti. I candidati che presentiamo oggi sono in linea con gli altri candidati che abbiamo presentato, quindi sono tutte persone molto competenti che rappresentano un pezzo della nostra società, quindi vedrete abbiamo un'imprenditrice, insomma sono tutti professionisti o persone che comunque conoscono bene il territorio e conoscono bene lo spaccato insomma, che rappresentano. Le prossime settimane le affronteremo come abbiamo fatto fino ad oggi, cioè un po' col nostro metodo, quindi noi ci siamo molto dedicati all'ascolto dei cittadini e devo dire che c'è tanto entusiasmo. Io sono sempre in giro perché le persone hanno voglia di parlare, di condividere. Credo che sia anche un momento storico particolare in cui c'è questo desiderio di essere protagonisti, quindi questo sarà un po' il nostro approccio nelle prossime settimane. Staremo in giro, parleremo con le persone e insomma porteremo il nostro contributo a questa campagna elettorale. E adesso la cronaca, trasferiamoci in Spagna, dove a Palma di Mallorca è avvenuta una tragedia. Un luinese di 61 anni, Claudio Franceschi, trasferitosi all'estero, ha perso la vita in un incidente stradale. L'ambasciata non è riuscita ancora a contattare i familiari. Un'amica del 61enne lancia un appello ai cittadini di Luino affinché possano creare appunto un contatto con i familiari più prossimi del 61enne in modo da poter organizzare il trasporto della salma e il funerale. Tutti gli approfondimenti su questa notizia si possono leggere su prealpina.it. E ora parliamo della polemica che riguarda l'aeroporto di Malpensa. I sindaci dei 3 principali comuni della provincia, Galimberti a Varese, Cassani a Gallarate e Antonelli di Busto Arsizio, sono sul piede di guerra per l'ennesima penalizzazione ai danni dello scalo della Brughiera. Il Consiglio dei Ministri ha concesso infatti all'aeroporto di Linate una proroga biennale per i collegamenti con Londra e il Regno Unito, sconfessando così il decreto del Rio in base al quale City Airport come Linate possono ospitare solo rotte interne all'Unione Europea, mentre il Regno Unito dopo la Brexit è appunto considerato extra UE. Malpensa sarebbe insomma penalizzata da questa decisione del governo e i 3 sindaci alzano la voce. Maggiori approfondimenti su prealpina.it.
E chiudiamo con la notizia che riguarda 2 ufficiali dei Carabinieri, cerimonia al comando provinciale dell'Arma per la promozione al grado di maggiore del comandante della compagnia di Varese, Marco Currao, e del comandante della compagnia di Saronno, Fortunato Suriano. L'annuncio dell'avanzamento di grado è stato dato dal comandante provinciale Gianluca Piasentin, che si è congratulato con i 2 ufficiali. E con questo è tutto, vi diamo appuntamento al notiziario delle ore 19. Buona giornata.